La Procura di Venezia ha ricevuto dalla Capitaneria di Porto la relazione sugli spostamenti della Costa Deliziosa, la nave da crociera che ha sfiorato pericolosamente Riva dei Sette Martiri. Al momento è aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato. Letta la relazione, il pubblico ministero sentirà il comandante della nave, il pilota del porto e i capitani dei 3 rimorchiatori. Si dovrà valutare tra l'altro chi e perché ha deciso di far salpare la nave quando il meteo annunciava le pessime condizioni che da lì a poco si sono puntualmente verificate. Ma oltre all'indagine c'è la nuova bufera politica tra le due fazioni che si affrontano sul futuro della croceristica. Da un lato il sindaco Luigi Brugnaro, favorevole alla deviazione di Marghera, secondo il quale la responsabilità maggiore di quanto è accaduto e di quello che accadrà in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi, riferimento esplicito al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che al primo cittadino risponde: dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia. Marghera è un'opzione scellerata per sicurezza e ambiente. Chi prende una posizione netta è anche il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, lancia una proposta immediata. Che ci sia un blocco provvisorio dell'ingresso delle grandi navi in città e che faremo di tutto perché questa proposta venga dal Comune accettata, dalle autorità competenti accettata, dall'autorità portuale accettata e dal governo accettata. Che la soluzione temporanea sia quella di prendere un provvedimento provvisorio temporaneamente di chiusura dell'ingresso delle navi in bacino, ecco, questo credo che sia importante. Dopo l'incidente sul canale della Giudecca il 2 giugno, Tommaso Cacciari era stato tra i primi ad arrivare per annunciare la grande manifestazione che si era svolta 6 giorni dopo. La misura, dice, è colma. Poteva essere una strage peggiore di quella del 2 giugno. Dimostra, è l'ennesima prova, come se ce ne fosse stato bisogno, non ce n'era, è l'ennesima prova di come queste navi non siano nella maniera più assoluta sicure, come non siano compatibili con la città, con la laguna, con la fragilità di questo sistema. Noi continuiamo a dire che ormai l'unica soluzione possibile è la moratoria. Questi signori hanno avuto 7 anni per trovare una soluzione e continuano a cianciare di cose che non stanno né in cielo né in terra, non hanno idea di dove metterle.